benvenuto al nostro ospite della domenica di oggi, Pino Aprile, giornalista, scrittore meridionalista, autore tra l'altro soprattutto di Terroni, pubblicato per PM nel 2010, che ha avuto uno straordinario successo, oltre 250.000 copie, il libro più venduto dell'ultimo decennio. Ecco, adesso il sottotitolo più eloquente era "Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali", capito? Adesso è uscito il nuovo Terroni, che è come un dizionario, no? Una volta c'era Zanichelli, il nuovo Zanichelli, il nuovo Terroni, libreria Pieno Giorno editrice, la versione definitiva del bestseller che ha riscritto la storia d'Italia, dice il sottotitolo. E lo storico Giordano Bruno Guerri, vorrei ricordare, ha detto che Terroni spiega come l'unità d'Italia abbia danneggiato il Sud e quanto sia costata ai suoi abitanti. Complimenti Pino e grazie per essere con noi. Arriviamo fra un minuto a anzi al nuovo Terroni. Prima però permettimi di fare una domanda di attualità. Il disegno di legge del ministro leghista Calderoli, l'autonomia differenziata. Così ci facciamo subito un paio di amici che sono Schifani e Occhiuto, i presidenti della Sicilia e della Calabria, che hanno detto di sì, loro sono favorevoli. A te scommetto che non va bene. No, assolutamente, non è che non vada bene a me per la serie, sai, alla fine ho 73 anni, i danni delle scelte, delle decisioni di questi signori, come dire, ne prenderò la coda, ma sto pensando a quello che succede ai figli, ai nipoti. E cioè? È stata una decisione non sbagliata, disastrosa, non per il Mezzogiorno, per l'Italia, perché sull'autonomia differenziata, cioè già un'iniziativa che ha nel termine, e si parla di diritti costituzionali di tutti gli italiani, contiene la parola differenziata, non avrebbe bisogno di spiegazioni. In realtà l'autonomia differenziata è la più grande rapina di tutti i tempi nella storia della Repubblica ai danni del Mezzogiorno. E perché? Ma perché si dimentica qual è il percorso di questa iniziativa, diciamo, che devasta la Costituzione. È nata con la riforma del titolo V, che è stata fatta nel 2001, ma da un governo a guida PD. Esatto, a guida PD. Poi nel 2009 c'è stata una legge per l'attuazione, insomma, prevede i livelli essenziali delle prestazioni. Ancora una volta una parola brutta. I LEP, livelli essenziali di prestazioni, in base ai quali tu ricevi finanziamenti, è giusto? Ogni regione riceve finanziamenti, se ho capito bene. E questo in teoria, cioè intanto questi livelli che poi perché essenziali? Scusa, essenziale cos'è? Può essere qualcosa essenziale a Catania, mentre può essere qualcosa di più a Bolzano? Quindi se questo è un paese dove i cittadini, stando alla Costituzione, sia pur stuprata dalla riforma del titolo V, ha diritti per tutti alla stessa maniera, si dovrebbero chiamare, come dice giustamente il professor Adriano Giannola, presidente della Svimez, livelli uniformi delle prestazioni, cioè quel diritto allo studio, alla salute, alla mobilità deve essere lo stesso per qualsiasi italiano, ovunque, insomma, e già questo dice a che cosa andiamo incontro. Ma in più l'autonomia differenziata prevede il trasferimento della gestione di servizi per la soddisfazione dei diritti dei cittadini scritti nella Costituzione dallo Stato centrale, diciamo, i ministeri alle regioni. Il trucco dov'è? Siccome io devo comprare le matite agli studenti, faccio per dire, invece di comprare il Ministero dell'Istruzione, li compra l'assessore all'istruzione della regione. Che c'è di male? Esatto. E quindi l'euro per la matita, invece di spendere il Ministero, deve spendere la regione. E mi devi trasferire anche l'euro. E lì c'è il trucco. Rapportano il trasferimento dei soldi alla ricchezza della regione. Aia. Quindi se la regione è una regione, per puro caso, del nord è 3 volte più ricca di una del sud, invece di €1 ne dai 3.
E quindi 1 euro per la matita e gli altri 2 per che cosa? Per aumentare il divario nord-sud. Ah, ecco qual è l'inghippo che secondo Pino Aprile sta dietro l'autonomia differenziata. Vedremo, per ora è un disegno di legge, vedremo che sviluppo ci sarà. Andiamo ai nuovi terroni. Allora, tu hai, e questo qui è il risultato degli ultimi 10 anni dei tuoi studi più recenti, e parli addirittura di genocidio dei meridionali a partire dal 1861. Cioè parla di centinaia di migliaia di persone scomparse, paesi rasi al suolo, deportazioni, torture, campi di concentramento. Addirittura arrivi a dire è come quello che i nazisti fecero a Marzabotto. Ma è possibile? Certo, e questo mi è stato rimproverato già da Ernesto Galli della Loggia, da Cazzullo, da un sacco di gente. E io per la verità non risposi subito ai rimproveri, feci passare qualche mese in modo che reiteravano e poi ricordai, guardate che non è una mia similitudine questa, cioè i bersaglieri sono stati i nazisti prima dei nazisti delle SS e peggio delle SS. Mamma mia! E guardate che è una citazione. E io il Corriere della Sera per leggerlo lo devo comprare. Voi ci lavorate e ce l'avete gratis, leggetelo. Perché lo trovate questo. Era nel Corriere? Certo, del 26 aprile del 2003, firmato niente po' di meno che dal signor direttore Paolo Mieli. Caspita. Allora non si indignarono, quando io ho ripreso la cosa si sono indignati. Comunque effettivamente è andata così, è stato assolutamente. uno Cioè quello che ha diritto di stupro sulle donne del sud. I documenti che porto sul genocidio, si badi che genocidio non è una grande strage, genocidio è un reato che però fu definito solo nel 1946 dalle Nazioni Unite, all'ONU, e consiste nella cancellazione dell'identità di un popolo, il che può avvenire anche senza uccidere nessuno. Di fatto però, con documenti che porto e che ho trovato io, e già questo la dice lunga. Un giornalista dopo 1 secolo e mezzo deve trovare dei documenti che avrebbero dovuto portarci gli storici di un centinaio di cattedre universitarie, in migliaia di storici in 1 secolo e mezzo. Ma questo veramente, scusa se ti interrompo, poi torniamo al tuo ragionamento, ma insomma incuriosisce anche un po', lascia perplessi. Possibile che questi non li abbiano visti? Non si può dire. Cioè io riporto un paragone fra il genocidio dei meridionali e quello degli armeni. In Italia non si può parlare del genocidio dei meridionali, che è comprovato da documenti del governo italiano, del Parlamento italiano, dei ministeri italiani, che io ho semplicemente trovato e pubblicato. Cioè il ministro Giovanni Manna, che nel 1863 fa il rapporto al re, rapporto che poi viene approvato in Parlamento ed è una relazione che riguarda un censimento, quindi gli atti censuari una volta approvati dal Parlamento hanno forza di legge, cioè tu non puoi dire niente che sia contrario a quello, se no compi un reato. Beh, praticamente. Chiaro, un reato. Lì è detto, maestà, noi dovevamo, stando alla crescita della popolazione, al numero di persone che c'era prima, avremmo dovuto trovare tot persone, ne abbiamo trovate tot meno y, virgolette, la differenza, maestà, è dovuta alle gravi circostanze occorse per il grande atto del nostro rinnovamento. E qual è quest'atto? Virgolette, la guerra, cioè, chiuse virgolette. Caspita. E gli fa il conto, in un anno 458.000 persone in meno. Mamma mia, 500.000 di persone in un anno. Esatto, ma questo io credevo che fosse un'enormità. Degli studi nuovi, uno addirittura per cortesia degli autori, ho potuto anticipare, sta per essere pubblicato su una rivista internazionale, porta, questo è il primo anno, nei 10 anni superiamo il 1.000.000. Caspiterina. E tu dici anche che in Sardegna i Sabaudi avevano qualche tempo prima, no, dove erano la loro regione, faceva parte del loro regno, avevano in un certo senso anticipato quello che poi sarebbe capitato nel sud, nel resto del Mezzogiorno. Esatto, ma questa è stata, ti dico Michele, proprio la ragione
per cui io ho sentito che non potevo non tornare a mettere mano al mio libro, e infatti il nuovo Terroni sono quasi 100 pagine in più, con capitoli nuovi. Uno di questi è la Sardegna, perché la domanda a cui non trovavo risposta soddisfacente da lettore prima che da autore del libro era: scusa, il Regno di Sardegna era praticamente, come dire, con i libri in tribunale, nelle mani degli strozzini. Entro pochi mesi non avrebbe avuto i soldi per pagare i dipendenti pubblici, i soldati, ed era uno Stato che valeva anche demograficamente meno della metà del Regno delle Due Sicilie, certo, che invece era economicamente molto solido, al punto che i titoli di Stato del Regno delle Due Sicilie, messi sul mercato a 100, venivano pagati nel mercato internazionale a Parigi a 120. E allora perché? E come ha fatto il Regno di Sardegna, come dire, a ingoiare una preda troppo grossa? Io non sapevo dare una vera risposta, le risposte date finora non mi soddisfacevano, perché è stata trasformata quella regione, quella maxi regione, il sud diciamo, in una colonia interna, cioè il sistema nella creazione degli stati nazionali per favorire lo sviluppo della civiltà industriale. È una cosa che i nostri hanno imparato dalla Gran Bretagna, non è che sono inventati niente. Pensa alle colonie interne della Gran Bretagna, il Galles, la Scozia, l'Irlanda, è quello che è stato fatto con il Sud. Quindi con quali conseguenze? Quali sono state le conseguenze? Le conseguenze sono che quando arrivarono, cioè io mi dicevo, tu per fare una cosa del genere, vuoi fare una cretinata, il killer della mafia, non è che scendi in strada e cominci ad ammazzare, tu devi avere una buona mira, devi conoscere le armi, cioè ci vuole una tecnica in tutto questo. Dove l'aveva appresa la tecnica il Regno di Sardegna? E lì dico, ma vediamo la Sardegna. La prova generale era stata esatto, e noi la Sardegna ce la scordiamo tutti. Pensa che quando ero vice direttore dell'Oggi facevamo le mappe stradali, ogni 2 o 3 anni si facevano un sacco di soldi, un sacco di copie. Bello. Un anno ci scordammo la Sardegna. Pensa i sardi come vi amavano. Pensa, allora che fanno? Loro ricevono la Sardegna, diciamo, in regalo con un trattato internazionale nel 1720. Allora tu sei uno staterello, ti raddoppiano lo Stato, devi essere contento. Adesso certo. Invece emanano un programma che si chiama Piano per la colonizzazione dell'isola, ecco, e la riducono in miseria e in schiavitù. È lì che in 140 anni hanno maturato il sistema, al punto che sorse un ciclo di studi sulla minorità della Sardegna, il cui nome era, indovina un po', Questione Sarda. Ecco, subito dopo arrivano qui e nasce la questione meridionale. Ma è vero che fino all'arrivo dei piemontesi da sud non era emigrato nessuno? Dall'arrivo di Neanderthal a quello di Garibaldi non era mai emigrato, non solo, ma Michele, tu sei siciliano, sei di qui, la tua famiglia originaria della Calabria, io sono pugliese, noi sappiamo, come dire, nella carne, che siamo figli della più grande mistura di popoli sulla faccia della terra. Certo, perché? Perché questa fascia di terra sul pianeta che contiene il sud d'Italia, come spiega Gerd Diamond, un grande biogeografo, in Armi, Acciaio e Malattie e negli altri suoi libri, è la parte del pianeta in cui ci sono le migliori condizioni per lo sviluppo della vita. Caspita. E quindi tutti i popoli sono venuti qui. Noi siamo sempre stati per decine di millenni terra di immigrazione a popoli interi, e rimanevano insieme, ce la fosse per tutti. L'emigrazione al sud parte solo dopo l'unificazione d'Italia. E perché? Per la miseria che comportò e il clima di oppressione. Insomma, parliamo di un po' di dati. Le stragi vengono adesso certificate da un minimo di 500.000 a oltre 1 milione. E io prego chi voglia contestare che contesti non me, non l'argomentatore, ma gli argomenti, i documenti. Tu hai anche contestato, a proposito di contestazione, persino il risultato del referendum dell'unificazione, che è un tema antico questo, ma sempre però
sconfitto, che poi i numeri hanno sempre dimostrato. Ma no, è stata una pagliacciata epica, tutti l'hanno descritta così. Lo stesso Indro Montanelli ogni volta ne parlava, diceva il plebiscito farlocco, cioè non... Ah, così diceva Montanelli. Tant'è che poi nella sua storia d'Italia io poi mi accorsi che dopo averlo mandato all'editore che il titolo di uno dei miei libri coincideva con l'ultima frase della storia d'Italia di Montanelli, l'Italia è finita. Ah, ecco. E lui disse in realtà, poi confessò nella sua ultima intervista, non è mai esistita perché non l'hanno mai fatta. Il plebiscito fu una pagliacciata pazzesca, ma detto così dagli osservatori pure interessatissimi, britannici, gli ambasciatori eccetera, e da Azeglio che disse allora questo governo questo rappresenta l'Italia come io il sultano di Turchia. Pensate, votarono tutti tranne noi praticamente, votarono gli stranieri, i legionari, le legioni straniere, gli ungheresi, gli inglesi, eccetera, e votavano quante volte volevano. E poi c'erano le urne separate, se votavi no, c'era a guardia delle urne c'erano i militari armati. Mamma mia. Per cui qualcuno fu ucciso per aver votato no. Ma io voglio un'ultima domanda su questo, che poi dobbiamo arrivare all'attualità. Citi Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti famosa, secondo cui i morti meridionali, quelli di cui parli tu, hanno superato il numero dei voti favorevoli all'unità. Ma è possibile? Che furono circa 1 milione, quindi anche pochissimi tutto sommato, visto che il Regno di Sicilia aveva quasi 9 milioni e meno, 9 milioni e 300 mila più o meno abitanti. E questo, io dico la verità, questa frase della civiltà cattolica mi era sempre sembrata un po' esagerata. No? Bene, oggi i documenti dicono che è vera, perché abbiamo le carte sui morti civili, quanto ai militari, vennero messi in campi di concentramento, in San Maurizio Canavese, Fenestrelle, Forte d'Exil, eccetera, eccetera, tutta una rete. E per contestare quello che io ho scritto, per esempio Alessandro Barbero scrisse un libro dicendo che ero falsario, millantatore, cioè, di tutto, cioè io non l'ho querelato perché, per dire, mi permettete di vantare la mia maggiore onestà intellettuale, perché la pretendo questo. Ci mancherebbe. Invece di mandarlo al diavolo e querelarlo, lo chiamai e gli dissi qual è il tuo problema, parliamone. E passammo mesi a discutere e lui disse, pensate, ha scritto che migliaia di morti, in realtà furono solo 4. Io nel Nuovo Terrone riporto le ricerche del quello che ritengo il maggiore ricercatore italiano, il professor Giuseppe Cangemi, aspromontano ma insegna all'Università di Padova, docente di metodologia della ricerca, ha ripercorso all'Archivio di Torino le ricerche che dice di aver fatto Barbero. Da quei documenti viene fuori certificato che i morti furono almeno non 4, 16.000. Mamma mia. L'Archivio di Torino ha cercato di impedirgli le ricerche, gli hanno fatto una regola ad hoc per non fargli toccare i fascicoli. E comunque c'è riuscito. Ma allora il problema è, arriviamo a oggi e ci sono quelli che dicono sarebbe meglio dimenticare, perché uno dice effettivamente tutto questo drammatico, tragico, terribile, però poi che c'entra con il Sud di oggi? È vero che i giovani, e non soltanto i giovani, sono tornati a andare via dopo che fanno le scuole, poi c'è un abbandono scolastico preoccupante, il lavoro tante volte non c'è, però è vero che molti giovani, qua lo vediamo ogni giorno a TG Sicilia, hanno voltato le spalle alla mafia, ci sono tante manifestazioni, l'ultima a Catania recentemente, e anche a Castelvetrano, la patria di Messina Denaro, hanno fatto una manifestazione dicendo è nostra, non di Cosa Nostra. Si preoccupa dell'ambiente, della vivibilità, dei trasporti, dei servizi, fanno cinema, teatro, cultura come te. Quindi che c'entra questo Sud con quello di chi descrive? Ma questo Sud è figlio di questa consapevolezza, cioè il Sud riacquistando la memoria di sé, riacquista i valori a cui aveva rinunciato. Lo sconfitto, 1 secolo e mezzo fa c'è stata una guerra, noi l'abbiamo persa, e i vinti vedono brutto tutto quello che gli appartiene. E senza andare troppo indietro, io sono tarantino, cioè come dire, gente di Maso come te, diciamo, Catanesi, il mare, no? Esatto.
I miei mi dicevano, io dovevo andare a scuola, abitavo a Rione Tamburi e la scuola era una parte nuova della città, in mezzo alla città vecchia. Taranto Vecchio, un gioiello, un gioiello. Non passare per Taranto Vecchia, passaci in pullman, non a piedi, cioè era, come dire, terra di nessuno, cosa eccetera. Questo perché, pensa Matera. Matera, io ragazzo, mia madre è di Laterza, era di Laterza, che è a 12 km da Matera, è come Matera, e io mi ricordo, cioè, Matera, la vergogna d'Italia, De Gasperi propose l'abbattimento dei sassi, e ora è diventata... Moravia era d'accordo, fu Pasolini a dire voi siete pazzi, è un unicum straordinario. Oltretutto Matera, quei sassi sono la prova di Matera è la città più antica del pianeta, 12.000 anni. Che bello, ed è stata poi nominata... capitale della cultura. Beh, perché adesso Matera è bella? Perché abbiamo recuperato la nostra storia, la nostra consapevolezza e rivediamo le cose con i canoni della bellezza della nostra cultura. Bellissimo, questa è importantissima, è la cosa più importante che ci hai spiegato. L'ultima cosa obbligatoria, ponte sullo stretto, sì o no? In un minuto. In un minuto, io so che c'è tanta gente che è contraria, io sono favorevole, per cui dico facciamone due. Due? Sì, perché uno per quelli che lo vogliono e uno per quelli che non lo vogliono, così dopo averlo fatto lo buttano giù. Ma il ponte sullo stretto non può non essere fatto, è dal 1976 che l'Europa ce lo chiede e l'Italia se ne frega, perché il ponte sullo stretto è l'anello che tiene, non che non tiene, del corridoio Helsinki-Malta. Significa dover fare anche l'alta velocità, le autostrade, cioè significa rendere il sud competitivo con il resto d'Europa, con Rotterdam. Le regioni del nord non lo vogliono. Benissimo, grazie anche per questa spiegazione. Pino Aprile, autore di Il Nuovo Terroni, casa editrice Libreria Pieno Giorno, scusate. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Prossimo libro su cosa? Adesso sto facendo una follia. Ho interrotto un libro, ho trovato una formula sul cambio delle civiltà e su cui ho scritto un libro e stavo per completarlo quando mi è partito l'embolo ed ora sto scrivendo il mio secondo romanzo che sarà sul brigantaggio. Beh, bello, suggestivo. Però per metterci dentro, c'ho delle cose, questo è un romanzo, dei grilli che mi girano. Ci mancherebbe, questo è un romanzo però, sì, no? è il secondo, perché io non scrivo romanzi. Il primo si chiama Il potere dei vinti e guarda caso riecheggia un pochino il tema del terrore. Grazie ancora a Pino Aprile, complimenti, buon lavoro. A voi, grazie. Buona roba.